Dopodiché, se regattate solo sui laghi, i laghi hanno tutti una regola, no? Perché il giro del vento è geografico, è dovuto alla forma del lago, per cui alla fine tutti vogliamo andare dalla stessa parte, perché il vento si stende a seconda della geografia del lago. Viceversa, però anche lì tante volte anche noi a casa nostra diciamo, oh, ma siamo sicuri che dobbiamo andare con le regole o è meglio guardare in giro? Alzarsi in piedi e guardare in giro è più difficile regattare a casa che fuori. Quello di sicuro, no. Tante volte alzarsi in piedi e guardarsi in giro tiene svegli per non fidarsi del fatto che a Mandello bisogna andare a destra, adesso non la dico così da ridere, no? Però magari non è la giornata standard, come succede normalmente quando ci sono le regate, meglio alzarsi in piedi e guardare, se magari dove voglio andare io, sembra troppo vento, A Mandello quasi sempre si va a sinistra, ma quasi. L'anno scorso